Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, siamo sull'emulatore della PlayStation 2, ovviamente ho tutti i CD, perché ho tipo un centinaio di giochi Play 2 e oggi voglio fare questa dimostrazione del più bel, più incredibile, più maestoso gioco di Wrestling mai realizzato. E non sono stati fatti più così, sì, ciao, scusate, sono proprio andato. Ho già che fatica a parlare perché sono riuscito a farlo andare a dei frame decenti. Purtroppo l'audio non c'è perché è un po' frizzato, ma vabbè chi se ne fotte. Cioè c'è dopo in game comunque. Niente, praticamente questo SmackDown Here Comes The Pine, perché ragazzi lo sapete, l'inglese per me è importante. Comunque insomma SmackDown Here Comes The Pain è di gran lunga il più bel gioco della storia di wrestling, cioè, ma anche la modalità carriera, tutto quanto, qualcosa che va al di là. Adesso ne faremo vedere uno straccio della modalità carriera, se la volete, io ve la posso anche portare. Qua proprio è un po' buggato così, ma d'altronde raga, bisogna anche New Season. Ok. Roster più bello della storia, ovviamente. Noi ce lo facciamo. Volevo andare con il tagliagole canadese, questo qua non tocchiamo niente. Chris Benoit, ragazzi, perché è il numero uno, Chris Benoit. Original. Vabbè, direi mettiamo originale, Chris Benoit. Ok. Ho levato anche le entrate sempre per il problema di copyright, che due maroni. Eccolo qua. Praticamente l'obiettivo è quello di andare a WrestleMania per il titolo mondiale, ovviamente. Però qual è il bello? Che quando tu fai un'altra stagione, magari scegli un altro lottatore, tutti i record, diciamo, delle altre stagioni rimane, cioè qualcosa di incredibile. Vabbè, qua insomma, è tutto in inglese ovviamente il gioco, quindi insomma un po' così per noi, l'unica pecca. Però vabbè, insomma, comunque il sogno è arrivare a WrestleMania, questo ve la sto facendo in soldoni, insomma. Ah, new loading. Ok, adesso praticamente fai vedere l'ultimo WrestleMania perché tu cominci praticamente la settimana dopo l'ultimo WrestleMania o WrestleMania. Lascio sempre a voi la scelta. Ok. Purtroppo quando sentiamo le canzoni. Oh. Ragazzi, Stephanie McMahon, qualcosa che va al di là. Ehi Chris. Purtroppo non posso metterlo in widescreen, cioè rimane così. Ok. Ok. Vediamo contro chi mi mettono nel primo match di SmackDown. Ok, da qua abbiamo qua le cose che scarico. Vabbè, non ci interessa. Le stable, posso creare nuove stable. Fare un po' di questo non mi ricordo. Ah, no. Oh, vabbè, ciao. Il profilo. Possiamo aggiungere superstar, titoli info. In questo momento Kurt Angle è il campione. Triple H il campione World Heavyweight Championship. Tag Champion si è scelto un Benjamin e Charlie Haas, ragazzi. Tag Team Dudley Boys, Intercontinental Christian, Eddie Guerrero la rasa US Championship, pesi leggeri Rey Mysterio, Hardcore RVD e Jazz o Jazz, non mi ricordo. Woman, ok, benissimo. Qua potete vedere anche le statistiche. Qua possiamo vedere intanto solo quelle di SmackDown, tipo John Cena, status, vedi le mosse finali, se è un buono o cattivo, le vittorie e sconfitte, ciao. Non sul livello difficile intanto, qui c'è l'ultimo superstar, ma non gioco da una vita, vabbè. Ok, dopo, e questi sono i match, allora. Vediamo dove ci piazzano, allora oggi ho proprio dei problemi nel parlare, bene. Ok, prima settimana di aprile, Rico, Steve Richards, Chris Benoit, oh, where is the big show? Cazzo, subito con Big Show. E l'ultimo è Undertaker, Brock Lesnar con special refer Stephanie McMahon. Va bene, vince Rico, adesso andiamo Chris Benoit, Big Show. KO no, squalifico, ok, va bene. Ah, qua c'è proprio questa cosa nei menu un po' lampeggia e dà un po' fastidio, no? Adesso vediamo se mi ricordo tutti i tasti. Ok, Benoit contro Big Show. Beh, cominciamo bene.
Comincia bene la nostra avventura. Boom, subito. Ok, la pariamo. Vai Chris. Non mi ricordo i tasti. Per andare su. Oddio. Vabbè, qua, vai qua. Mamma mia. Aia. Aia. Bene. Guardate che mettermi subito a Big Show non mi ricordavo così difficile. Boom! Subito Benoit. Il tagliagola canadese ammazza anche l'arbitro. Ottimo. Qua anche è bello perché i pesi leggeri non possono alzare diciamo i pesi massimi, cosa che non si è più vista. Tutti possono alzare tutti. Vai Chris. Ah, Big Show riesce a fare la contromossa. E però Benoit la fa la contromossa. Vai cavolo, boom. La vedo un po' dura. E infatti, però cazzo. Aia. Però ancora mi ricordo. Ancora mi ricordo qualcosa. Bravo Benoit. Solo che sono già preso male. Che tanto è più grosso Big Show. Ok. Aia. Però. Porca miseria Big. Ma non si scherza con il tagliagola canadese dei Canadian Clipper. Cazzo. Aia, questa la sentiamo. Bravo Chris. Bravo Benoit. Mi ricordo tutti i tasti purtroppo. Secondo me ne sto dimenticando. Aia. Cazzo, ha già una finisher. Ha già una finisher Big Show. Ole! Oh, eccoli qua! Solo che Where Is ha già una finisher. Noi ci proviamo. 1. Ovviamente non ce la facciamo. Quindi è molto più arcade, meno rotture di balle. Aia, Smackdown. Sock Slam paurosa. Ai ai ai. Questa ci massacra, raga. Questa ci massacra. Mamma mia. Sì, ma non ricordavo così, cazzo, subito. Rope break, però dobbiamo fare anche noi la nostra finisher. Perché anche Where Is non è messo bene. Sì, vabbè, la gorilla vaffanculo. Aia. Io sono già arancione. Bravo. Ok. Non sto bene. Troppo telefonate, ma ancora riesce a salvarsi Benoit. Ole. 1. E 3. Sto male però, No! Bravo Chris. Regalami il The Dream. Voglio vincere subito la prima. Voglio far vedere a Stephanie McMahon con il pene eretto. Ok. Adesso com'è con L1?
No! Uno mi sembra, no? La finisher. Aia. Questa la sentono anche gli avi di Benoit. Aia. Vabbè, l'avevo parata, però. Aia, con questa ho paura che... Andiamo al creatore. No! No! Cosa faccio? Sì! Clipper crossface! Clipper crossface! Dai. Sì, ciao. Posso andare anche veloce. Clipper, la Clipper crossface. La Clipper. Vabbè, non ce la faccio. Grande Clipper crossface, però. Aia. Oh, subito match epic. Aia. Ma non si passa col The Canadian Clipper. Dove cazzo si fa? Come si atterra? Vabbè, così. Andiamo così. 2. Non è messo malissimo, purtroppo. Ma la Clipper crossface, la mia prima mossa preferita. Mamma mia, che match epico, però. È morto, Benoit è morto. Che pugnetto. No, no, non l'ho parato, porca miseria. Aia. Drop break, sei un pollo, Big. Sei un polletto, Big. Il polletto Big. Where is the big show? Aia. No, no, non l'ho parata. Bruttissimo. Devo fare veloce qua. Non morirò mai. Non posso morire da una sottomissione, io sono Chris. Aia. Con questo ho paura però che moriamo malissimo. Mi sposta. Sì. Primo match non va benissimo. Guarda che inizia, puttana miseria, come ho preso le bombe da Where Is. Così vediamo anche copyright. Big shot. Yes. Benoit è andato. Big Show vince. Bene. Ok, primo match non è andato bene. Qua vince il Brocca. Vince il Brock che è inizialmente forte. Vabbè. Allora, esperienza più 3, match meno 1. Adesso non mi ricordo più se posso salire con le... Allora, Phoenix, Arizona, il prossimo. Sì, ma cazzo, mi dai subito Where Is, però la minchia. Cioè, contro Where Is, insomma. Ok. Ok. Ok, posso salire allora. Io direi di salire qua, se posso.
Ah, serve 35 di esperienza, ok, ci siamo. Insomma siamo un po' scarsetti chiaramente. Vediamo la seconda. Cioè, subito mi mettono per il titolo degli United States Championship. Sì, ciao, pedrò le bombe con Eddie. Dai, proviamoci. Ok ragazzi, scusate, ho avuto un attimo un problema perché devo sempre togliere la registrazione quando sono in menu. Vai! Vabbè che Meo mi dà già la possibilità di andare per il titolo. Contro il mio caro amico poi, contro la razza. Ok. Io ho già amici nella WWE. Bello, bello, braccio teso bellissimo qua. Dai che sono già gasato. La razza non ci capisce niente, la razza. La razza è già gialla. Ma l'obiettivo è andare a WrestleMania. Aia. Posso pretendere di schienarlo subito. Aia. Questa è la classica mossa di Eddie. Cosa fa? Ma scusa, ci sono le opzioni? Non ho visto se è un match per squalifica, no? Lui ha messo il coso. Vai. Io per sicurezza non rischio, tanto non mi serve, perché sono dei Canadian Clipper. Contro il mio caro amico Eddie, è bellissimo. Stiamo dominando con Eddie. Stiamo dominando con la razza. Stiamo dominando con la razza. È ancora presto però di andare di Clipper Crossface. Teniamocelo ancora un po'. Mamma mia. Ah, andiamo a prenderci il titolo. Senti, c'è il coro Eddie Eddie. Mamma mia, lo sto letteralmente massacrando. E ora andiamo di Clipper Crossface. Clipper Crossface. Vai, 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 vai. Ma siamo lontanissimi, siamo. Siamo lontanissimi purtroppo. Deve avere la testa rossa secondo me. Merda. No, no, ma non ce n'è oggi. Non ce n'è oggi. Merda, no. Parla, ecco. Posso... No. Sì, cazzo. No. No. Non ci credo. Come l'ha ribaltata Eddie. Non riesco più a liberarmi. Ma vaffanculo.
Addirittura 2 finisher. Non è molto semplice. Vaffanculo, lo uso anch'io però. Dai. Cioè, ma questi erano giochi, ragazzi. Eddie è veramente andato. No. Non ci credo. Pericolosa. Non riesco più a liberarmi. Yes! Seconda Clipper crossface! Sì, ciao. Sono troppo lontano, cazzo, dalla barra rossa. No! Meno male. Tutti per Eddie. Tutti per Eddie. Ok. Oh, sì! Alziamoci un po'. Merda. Merda, no. Questa è bella, cacchio. Eccola là. Eccola là. Ai ai ai, non perderla così. Meno male che sotto missione siamo forti, però match epicus. Match epico. Terza Clipper crossface. E adesso non può farcela. Non può farcela. Sporo ancora così, Ma quanto è difficile sto match. Merda. Merda. Bellissima. Sì. Beh, rispetto per il mio amico Eddie. Mi sa che non c'è più nessuno dei due per motivi un po' diversi, però. Guardatelo, The Canadian Clipper, rispetto. Adesso vediamo tipo di copyright, perché sono comunque canzoni molto da copyright. Guardalo. Come WrestleMania 20. Non ho capito se ho vinto il titolo, però non credo a sto punto. No, ho vinto il titolo, cazzo. Ho vinto il titolo degli United States of America. Very good. Attenzione, Vince McMahon. Vediamo cosa vuole. Ok.
Un grande talento. Ok, mi sta dicendo che potrei essere un top per il prossimo WrestleMania. Speriamo sia così. Ok raga, l'avevo fatto vedere un po' sto gioco, adesso non pensate, insomma si sono già capiti gli Stati Uniti che merda, in realtà ha tutto un suo contesto, sto gioco stupendo veramente che sicuramente delle falle magari che i nuovi WWE non hanno, però nel complesso questo è un gioco, tutto il resto è fan da cagare, ve lo assicuro. Ok raga, sotto il comandante veneziano, se volete la serie con la carriera ve la posso fare assolutamente. Ciao!